Buongiorno a tutti e ben trovati in questa nuova puntata. Stiamo per andare a visitare il nuraghe Nurad Deo di Suni in provincia di Oristano. Si tratta di un nuraghe veramente molto importante perché è veramente ricco di informazioni, nonostante i tantissimi crolli che l'hanno sostanzialmente deformato, però ad un occhio bene attento sono veramente tanti i particolari che portano informazioni veramente curiose e costruttive. Quindi noi vi consigliamo assolutamente di andare a visitare questo nuraghe. E partiamo col video, ma dopo La sigla! Eccoci qui dentro alla camera centrale. Ovviamente è una camera fatta a Tholos, quindi con la cupola che ancora è chiusa, quindi in perfetto stato di conservazione. Possiamo vedere come caratteristica principale di questa Tholos una finestrella che è un mezzanino, quindi sostanzialmente veniva utilizzata una scala a pioli in legno per poter appunto raggiungere il mezzanino e poter appunto salire e scendere da questo piano a quello ammezzato. Poi dal piano ammezzato ci sono altre scale a chiocciola, fra virgolette, che girano tutto attorno al nuraghe per poter salire. Un'altra cosa molto interessante è vedere questa parte, questa trincea, gli strati appunto che rappresentano e che descrivono i vari periodi di utilizzo di questa struttura. Inoltre è presente anche una nicchia. Lo scopo, comunque l'utilizzo principale di questa nicchia non è ancora stato ben definito, e su in alto possiamo vedere a forma di protometaurina la finestrella di scarico dell'architrave, in modo tale che appunto non fosse eccessivo il peso che tutta la struttura appunto presentava sull'architrave.
Ecco, questa che vi presentiamo è una chicca molto particolare, un pezzo di sughero. Questo cosa significa? Che molto probabilmente le parti libere, vuote, fra una pietra e l'altra erano riempite con del sughero, come possiamo vedere anche in questo caso, e ciò permetteva un maggiore isolamento dall'esterno. Un'altra caratteristica molto particolare è questa: esiste soltanto una nicchia e molto spesso, anche in altre strutture, quando si trovava solamente una nicchia, poi generalmente si trovava un pozzo, quindi forse sotto a questa parte che è ancora da scavare ci potrebbe essere un pozzo. Affascinantissimo. Procediamo con la nostra visita. Andiamo a vedere questa torre che fino ad un certo punto è una torre originale proprio nuragica e poi è stata ultimata da un pastore per poter creare il proprio rifugio. Andiamo a vederlo. Eccoci qui all'interno, possiamo notare nettamente fino ad un certo punto le pietre più grandi e originali e poi quelle, diciamo, molto più piccole e disposte francamente in modo un pochino più artigianale dal pastore. Ecco, qui siamo sicuri che appunto si tratta della parte originale, almeno la parte più bassa, perché possiamo notare una finestrella di scarico sopra a questo architrave. Scavando sicuramente si troverà una porta. E ora andiamo all'esterno. Ecco, salendo qui sulla struttura possiamo notare l'andamento assolutamente rettilineo di queste pietre perfettamente allineate con le altre, quindi si tratta sicuramente del muro di congiunzione fra una torre laterale e un'altra. Quindi, come potete vedere, ovviamente ad un occhio inesperto queste cose appaiono come ruderi, ma ad occhi attenti ogni minima pietra, ogni minimo dettaglio porta delle informazioni certe, così come anche lo è la presenza di questi residui di capanne a forma circolare che appunto sorgevano alla base del nuraghe e che molto probabilmente proseguono e fanno estendere il villaggio ben oltre a quegli alberi che vedete. Dal nuraghe è tutto e vi aspettiamo per la visita delle Domus Deianas di Kyriskonis. A prestissimo, non mancate!